In lingua napoletana ci sono dei modi divertentissimi per esprimere la miseria, quella proprio nera. Teniamo il pezzo a culo, che ne so, teniamo una famma nera, che ci mancano 19 soldi per pagare la lira, che era fatta da 20 soldi, quindi ci manca tutto. Che ne so, ci manca l'asso, roio 3, la fame è nera, la miseria è disperata. Ma c'è un modo divertentissimo per esprimere quella proprio irrecuperabile, la miseria, diciamo, oltre la quale non si può andare. Voglio, che non teniamo manco l'occhio per chiagnere. Beh, è un'espressione veramente particolare, noi la usiamo tanto, è arrivata fino ai giorni nostri, ma nasce a inizio dell'Ottocento. E sapete come nasce? Nasce proprio legata all'arrivo a Napoli di una santa francese, Giovanna Antida Touré, una religiosa che poi diventerà santa e diventerà una delle 52 coprotettrici della città di Napoli, e venne accolta qui al convento di Santa Maria Regina Coeli, adiacente proprio al convento degli Incurabili. Ora vi racconto tutta la storia. Il modo di dire non teniamo manco l'occhio per chiagnere nasce a inizio Ottocento durante il cosiddetto decennio francese, che va dal 1806 al 1815. Il primo re di Napoli sarà Giuseppe Bonaparte, o frate Napoleone. Poi arriverà il cognato, Gioacchino Murat, quello che è il settimo re nella fila dei re di Palazzo Reale, quello che sposò Carolina Bonaparte, la sorella preferita di Napoleone. E quindi lui diventa re di Napoli, trova una città poverissima, assolutamente in preda al disagio più totale, e nessuno riesce ad aiutarlo, soprattutto i religiosi. Le suore sono monache di clausura, sono chiuse nei conventi, oltre all'aiuto morale non riescono a fare null'altro. E allora Gioacchino Murat che cosa fa? Chiede aiuto alla suocera, a donna Letizia Ramolino, a mamma Napoleona, a suocera Gioacchino Murat. Dice: donna Letizia, mandatemi un aiuto concreto a Napoli, qualche suora che davvero possa aiutarmi ad affrontare il problema grave della povertà. E allora un'amica personale di donna Letizia era proprio la nostra Giovanna Antida, la quale parte da Besançon a dorso di mulo con 7 consorelle e arriva a Napoli. Lei aveva fondato la Congregazione Suore di Carità che ancora oggi, a distanza di 200 rotti anni, ancora gestiscono questo convento di Santa Maria Regina Coeli. Verranno qui ospitate in questo complesso meraviglioso e loro faranno tutto il possibile per aiutare i poveri napoletani, al punto che si priveranno di ogni bene. Finalmente i napoletani vedono le suore, perché le suore fino ad allora erano suore di clausura, ora finalmente vedono queste suore di casa, le chiamavano, insomma, come devo dire, quelle che chiameranno poi i monache case, i bizouk. E ancora oggi bizoca definisce, come devo dire, una donna la quale, normalmente nubile, si veste molto di nero, la quale si dedica eccessivamente, insomma, a funzioni religiose, ma anche al maschile esiste appunto o bizouk. La parola bizzoca forse deriva da bigoz, che era quel monaco converso che non completava gli studi per diventare, era il frate converso che non diventava sacerdote, quindi rimaneva bigoz. Oppure forse bizzuoco deriva dal bigio, dal colore grigio di queste monache francesi, quelle col cappellone, insomma, guarda, la versione televisiva più bella, come dico, la figura di bizzoca napoletana è dipinta in televisione da Tina Pica, che in moltissimi film interpreta proprio questo ruolo di tipica bizzoca napoletana. Giovanna Antida e le 7 consorelle faranno il possibile per aiutare i poveri, fino a che non hanno più nulla. Ora prendono carta e penna anche loro, sono disperate. Scrivono a donna Letizia e scrivono a Giuseppe Zullo, che era il ministro degli interni durante il decennio francese. E scrivono: non abbiamo più nulla, siamo venuti qua, ci siamo privati di ogni bene. Non ci restano che gli occhi, scrive lei, per piangere insieme a questa moltitudine di poveri che affolla il nostro convento. La voce arriva a tutti i napoletani e una puritana che da sempre mette la coppa, nasce questo modo di dire per dire: lei almeno c'ha gli occhi, noi non teniamo manco l'occhio per chiagnere. L'espressione non teniamo manco l'occhio per chiagnere arriva fino ai giorni nostri e venne pronunciata fino anche nel 1861, all'indomani della capitolazione di Cagliari, da Francesco II, l'ultimo re di Napoli, quello che rimane famoso, ahimè, con l'omignolo orribile di Francischiello. Beh, dopo la capitolazione si racconta che lui si rivolse al suo attendente, il capitano dell'esercito, Vincenzo Criscuolo, e gli dice: Vincenzi, il nord non lascerà i meridionali manco gli occhi per piangere.
e mai parole forse furono più vere.